Non so se è in collegamento Simonetta Columbo, così potremmo testare il collegamento. Lei è una giovane attrice, ne avevamo parlato, È Eliana. pronta, è pronta. Sì, in occasione della presentazione del film Confiteor, come scoprì che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius, quest'oggi intervistiamo Simonetta Columbo che è in collegamento. Ciao Buongiorno. Simonetta, buongiorno. Buongiorno a voi, è un piacere essere qua. Ti So- anticipo che fra un minuto e mezzo ti sì. presenteremo da capo perché in questo momento chi è sintonizzato dalla radio sta ascoltando la musica, quindi questa è un'anticipazione per chi ci segue su Perfetto. YouTube, su Facebook, insomma attraverso i mezzi del Benissimo. web. So che ti sei alzata prestissimo stamattina, Per per cui colpa non nostra? ci sentiamo in colpa, Simonetta. No, beh, non per sono le 9, dai, io in realtà ho un bambino di 1 anno e mezzo, quindi mi alzo di buon'ora ogni giorno. Come vanno le Avevo un'altra notti? intervista. Beh, hai una Bene, buona bene, devo collega dire qui. mio figlio dorme molto bene, quindi su questo Fantastico. aspetto è tutto a posto, grazie al cielo. Io ne ho uno di quasi 11 mesi, per questo ti chiedo. Auguri, e vabbè, ma tu sei nel momento proprio cruciale, Eh. quindi dai, però passa, poi si sistemano, quindi non demordere. E Quel- si può lavorare, si possono fare un sacco di cose, si possono inseguire anche tanti successi ed è quello che adesso racconteremo insieme. Dai, riunifichiamo i segnali Certo. e ci concentriamo su Confiteor. E dopo aver ascoltato Giorgia con la sua bellissima Golpe uscita da pochissimo tempo, abbiamo modo di ricominciare con quello che è il nostro consueto appuntamento del martedì mattina con Open Day Cinema con Ivan Scinardo, che è già pronto ad introdurci la primissima ospite di giornata. Sono molto contento, Eliana, di aprire con una brava e talentuosa attrice. Ovviamente tu sai che quando la mitica donna all'Havana che Raffaella Raffaella Spizzichino ci Spizzichino. segnala artisti, registi, attori, noi ovviamente già prendiamo per buona la fonte da cui parte la segnalazione. Ed è Simonetta Columbo assieme a noi, attrice. Abbiamo già parlato del film Confiteor, come scoprì che non avrei fatto la rivoluzione, ma ci piace, intervistando il regista, ma ci piace, Simonetta, raccontare quest'oggi a chi ci ascolta alla radio di questo tuo ruolo di miao miao. Intanto, perché miao Buongiorno a miao? voi. Buongiorno. Mm, Miao Miao, del film di Bonifacio è un personaggio secondo me raro, diciamo, nel cinema, perché tendiamo a vedere sempre personaggi che sono o buoni o cattivi, ad essere molto inquadrati e riconoscibili, e spesso sono di servizio alla trama maschile. In questo caso invece Miao Miao disturba, complica la trama dell'uomo protagonista. Miao Miao è un personaggio molto sfaccettato, molto colorato, è bello, bravo, cattivo, romantico, dolce, ha tanti sentimenti. Così come anche noi, insomma, li abbiamo. Quindi la grandezza di Bonifacio è stata, oltre alle tante altre cose, aver avuto il coraggio di raccontare un personaggio non per come noi vorremmo che fosse, ma per com'è e per com'era nella realtà. Senti Simonetta, io ho letto diverse interviste per prepararmi a questo incontro, ma c'è un passaggio in un'intervista che mi ha colpito parecchio. So che avete parecchio improvvisato con Bonifacio, anche per 30 minuti di fila. Sì, con Bonifacio abbiamo improvvisato tanto, lui è un regista, diciamo che quando secondo me la storia, gli snodi drammaturgici sono molto ben delineati, sono chiari sia al regista che all'attrice, a quel punto, come dire, il copione diventa solo un qualcosa al quale ispirarsi. E poi si può anche, ecco, improvvisare e essere anche un po' fantasiosi nel raccontare, nel arrivare a quei snodi drammaturgici. Quindi abbiamo improvvisato, pur appunto mantenendo tutti i caratteri, gli aspetti fondamentali dei nostri personaggi. Come ti sei trovata in questa versione? Adesso te lo chiediamo fra qualche istante perché dobbiamo dare spazio anche alla musica per chi ascolta Radio In. C'è Ermal Mete insieme ad Elisa con la loro piccola anima.
Tu che rapporto avevi con l'improvvisazione prima di questo momento? Molto buono, perché io non sono una persona, diciamo, maniaca del controllo, anzi, mi piace tantissimo andare incontro a qualcosa che non si sa e che All'ignoto? non è all'ignoto e a qualcosa che non delineato. Quindi mi piace moltissimo questa forma di narrazione, di racconto e di cinema più in generale. Senti, ci Abbiamo un vogliamo, video? sì, ci vediamo il trailer, poi ho preparato anche una clip che racconta un po' di te, della tua carriera professionale, ma è successiva, intanto rivediamoci i frammenti di Confiteor. Il mio nome è Gianmaria e da quando ero bambino vivevamo tutti nello stesso palazzo. Noi, tutti i cuginetti, i zii, le zie, nonno e nonna. Tutti nello stesso palazzo e facevamo tutto insieme. Facevamo anche la spesa nello stesso negozio. Mio nonno si chiamava come me e sembrava un gangster. Fu con lui che capii una cosa importantissima di questa vita. Se non volevi passare i guai, non dovevi mai rimanere intrappolato nel sogno di un altro. A te, coglione. Ci vuole sempre amore per raccontare una storia. E per raccontarla ancora meglio, lo devi aver perduto. L'amore intendo. E se un giorno la vita ti sarà cattiva, quando penserai di non poter più andare avanti, quando stai per andare giù, ti ricorderai di me. E allora io ti sussurrerò all'orecchio. Oh, ma se questo film è ispirato alla realtà, perché stai guidando? Cioè, E tu non guidi. è un film. Ma tu non hai la patente. E quindi? Ma questo film è ispirato alla realtà. Vabbè, però... Io ho sognato tante volte di guidare, quindi è come se avessi fatto... Stop! Lo sento, e voi... Abbiamo visto il trailer di Confiteor, lo abbiamo lasciato lì a vostra disposizione, basta che andiate a recuperare il video di quella che in questo momento è la diretta di Radio In, che trovate sulla pagina Facebook, su YouTube, e lo potrete rivedere in qualunque momento. Già tantissima curiosità da queste prime immagini, da queste storie che si snodano, che si intrecciano su diversi anche piani temporali e che fanno venire voglia di andare immediatamente in sala. Mancano 48 ore. Assolutamente, siamo davvero felici di avere con noi come prima ospite di Open Day Cinema Simonetta Columbu. Permettimi, Simonetta, di raccontare un po' di te. Abbiamo visto davvero dei frame nel trailer molto intensi di una tua interpretazione altrettanto profonda. Partecipare anche a un film dove ci sono anche due fuoriclasse, un po' come Giuliana Desio e Geppi Cucciari, è stato anche per te formativo, Simonetta? Io non ho lavorato con loro, diciamo, sul set, però indubbiamente sapere che ci sarebbero stati è stato molto bello, è stato per me un onore, ecco, lavorare ad un progetto insieme. Sono Senti, due sì. attori che io stimo moltissimo. È vero, è vero. Senti, Simonetta, l'occasione di raccontare Confiteor, ne abbiamo già parlato con Bonifacio durante il suo collegamento, è per noi propizia anche per raccontare un po' di te. Ti abbiamo apprezzato nella fiction
che Dio ci aiuti. E poi tu sei una figlia d'arte, tuo padre è un importante regista, Giuseppe Columbu. Giovanni. Scusami Giovanni, ti abbiamo anche apprezzata nel film di Daniele Lucchetti in Radiosa. Ecco, sono esperienze importanti nel tuo percorso di crescita professionale. Cosa ti senti di dire a chi ci ascolta in questo momento, che è un pubblico, anche un target giovane, anche di aspiranti attrici? Ma io sono giovanissima, quindi non so se posso dare consigli, però sicuramente di perseguire i propri sogni e di crederci. E, insomma, il lavoro dell'attrice è un bellissimo lavoro con tutte le sue difficoltà, quindi bisogna indubbiamente essere pronti anche ad accogliere, ad accettare questo lavoro con appunto le sue varie sfumature. E quindi ecco, mi sento di dire questo, di sognare sì da una parte, dall'altro anche di essere consapevoli. Vogliamo sapere un po' di più su Simonetta? Lo vogliamo fare vedere? Sì. Spostiamoci sul nostro streaming, dove possiamo anche vedere uno showreel che ci permette di apprezzare alcuni dei momenti salienti della sua carriera, mentre per chi è alla radio c'è Alicia Keys con Girls on Fire. Vediamo queste immagini, vogliamo catapultarci in a me piacciono un sacco sempre gli showreel, perché sono un compendio di ruoli, sono di situazioni, per cui vieni catapultato da un istante all'altro, mentre ovviamente dietro ci sono set diversi, preparazioni diverse, abiti, costumi, trucchi, tutto cambia. Non cambia la figura protagonista, quella che raccontiamo, che è quella di Simonetta Columbu, e che scopriamo meglio attraverso questo showreel. Girls on Fire, quante belle cose abbiamo visto realizzate da Simonetta Columbu in questi anni, da lavori per il cinema, per la TV, e in mezzo ovviamente una carriera di studi importante anche all'estero per perfezionare quella che è la sua professione di attrice. Assolutamente. Simonetta, ti rivedi un po' in questa piccola ricostruzione? Credo sia un po' datata, perché ti dava per single, adesso sei mamma. Esatto, è una ricostruzione un po', diciamo, datata.
datata, infatti. però ci faceva piacere un po' mettere insieme Perché dei pezzi. esatto, ora sono mamma, ovviamente sto col compagno di mio figlio, quindi non sono single, sono giusto per. Esatto. Ma sicuramente è stato ed continua ad essere un bel percorso, fitto di tante cose belle. Evviva. Simonetta, abbiamo ancora un minuto, vuoi raccontarci se ti va i tuoi prossimi e futuri impegni, se puoi dirlo? Quelli che non sono top secret, perché Esatto. sappiamo bene come funziona. Ma per ora direi solo che vi ringrazio per questo spazio e aspetto tutto il pubblico al cinema a vedere il film di Bonifacio, che è veramente un'opera bellissima ma insomma non abbiamo dubbi, Bonifacio è un grandissimo autore e ogni suo lavoro merita di essere visto e rivisto, quindi ecco, Evviva. questo Siamo è l'augurio. felici. E viva anche la Vi Sardegna, ringrazio. che è la tua terra Assolutamente. natia. Viva le isole, Ecco. perdonaci, così vale per tutti. Assolutamente, viva le isole. Grazie Simonetta Grazie. Colombo per essere stata Ciao, con noi. Simonetta, Ciao, speriamo di grazie. ritrovarti presto.